sono venuta qui con grossa curiosità e contentezza anche per questa opportunità di confronto che deve essere assolutamente reale, un po' come nel mio stile. Per cui oggi mi sembra che l'occasione sia buona per analizzare che cosa ne è stato anche di questa sinistra. Parliamo della sinistra fuori dal PD. Il PD ci interessa relativamente, sappiamo bene tutti che cosa è il PD, a che cosa ambisce il PD, ma parliamo degli altri. Direi che in questo scenario di grandi visioni si sono anche riproposti gli antichi vizi della sinistra, all'interno della sinistra a sinistra del PD. Vizi che ci devono fare veramente riflettere. Per quanto riguarda l'idea di sinistra, la grossa delusione che ci attorno è l'inaffidabilità dello stesso termine sinistra oggi agli occhi dei sardi. Quando oggi si parla di sinistra se ne parla con riluttanza. Io sono una indipendentista che di sinistra per quello che si intendeva una volta. Adesso io ho paura a definirmi una persona indipendentista di sinistra. Tutto questo perché c'è stato uno svuotamento dei valori. C'è molto da costruire, soprattutto per quella sinistra che opera in Sardegna. La sinistra che opera in Sardegna è stata storicamente distratta rispetto a quelli che hanno bisogno dei sardi, distratta dei fenomeni particolari, distratta da quella relazione di colonialismo che c'è stato in passato tra lo Stato italiano e la Sardegna, e rispetto alle forme di neocolonialismo, se preferiamo definire il colonialismo 2.0, che va avanti nell'indifferenza generale. Questo vuol dire che la nuova colonizzazione per la Sardegna non è solo da parte di uno Stato italiano che continua ad essere feroce e a discriminare la nostra terra, la nostra gente, la nostra società, ma si aggiunge il nuovo colonialismo di cui nessuno parla, e cioè che sono le multinazionali. Oggi noi siamo bombardati su tutti i fronti e oggi il colonialismo in Qatar, che è stato ad esempio, cioè il nuovo colonialismo che è passato attraverso le istituzioni dello Stato con la sua diramazione in Sardegna, così come se fosse un fenomeno assolutamente buono, come se il Qatar venisse in Sardegna a fare delle opere di bene. Ebbene, oggi il Qatar è al centro degli angoli di tutto il sistema economico sardo, la complicità dei partiti politici. Quindi oggi abbiamo una sanità che è in mano al Qatar e che comunque ha grossissime influenze sulla sanità Qatar. E come no, detta le regole del gioco all'interno della massima istituzione della regione autonoma. Il turismo è nelle sue mani, il trasporto è nelle sue mani, l'energia è nelle sue mani. Per cui io quello che chiedo a una sinistra che si propone oggi anche come una sinistra alternativa che necessita di essere ricostruita, ma si deve ricostruire nei valori fondamentali, il ritorno a quei valori a cui la sinistra oggi ha rinunciato. Quando si è detto in qualche intervento che c'è una continuità tra la precedente legislatura, quella del centrodestra, e quella di oggi, 14ª legislatura con centro-sinistra e frange strane di sovranismo e battaglie varie, l'appello che si fa a questa sinistra è di riacchiappare i valori, ma con un occhio di riguardo per la Sardegna. Un occhio di riguardo per quei processi di colonizzazione che sono stati in passato e che continuano ad esserci oggi. Un occhio di riguardo sulle relazioni, questo l'ha accennato anche Massimo, a quelle relazioni conflittuali tra la Sardegna e lo Stato italiano. E attenzione, non è tra la Sardegna e tra lo Stato italiano e la regione autonoma, ma è tra la Sardegna, tra lo Stato italiano e il popolo sardo, con la mediazione
tutta la sua ferocia. È mai possibile che oggi si ritorni al carbone? E perché proprio in Sardegna? È mai possibile che la grossa minaccia della collocazione delle scorie, del sito unico delle scorie nucleari si punti alla Sardegna? Ma lo sappiamo che non le vuole nessuno di tutto il mondo, che Obama ha gettato la spugna quando si è posto il problema dello stoccaggio delle scorie nucleari prodotte dalle sue centro centrali. E noi? Qual è la reazione ufficiale della regione autonoma? C'è il silenzio totale. Allora oggi noi parliamo molto del problema della giunta Bigliaro, ma attenzione, ci sono responsabilità collettive di questo centro-sinistra e ripeto, questi strani sovranisti. Ci sono delle complicità generali. È inutile che alla fine del mandato si cerchi di dare si faccia qualche miagoglio per prendere le distanze da Bigliaro. Qui ci sono responsabilità enormi sul piano urbanistico, sul discorso della sanità. Ma vogliamo dire la sanità? Quale può essere il futuro dei sardi se privatizza quella gloriosa riforma, cioè il sistema sanitario pubblico garantito nel 78 da una più grossa conquista fatta in Italia, che era la legge 833, che garantiva la sanità gratuita, di qualità e paritaria per tutti, fondata sulla solidarietà, che significa che se uno può pagare, noi contribuiamo sulla base delle nostre potenzialità. Se una persona non può pagare, non paga nulla, ma i livelli di assistenza sono stati sempre garantiti. Adesso salta tutto. Cos'è il piano di riordino? Ecco dove io mi appello anche a quella sinistra che sta all'esterno del PD e che è stata parassitaria sino ad oggi, che ha consentito, sulla base della spartizione del potere, di sintetizzare le asile per farne una unica Sassari. E perché? Se la maggiore concentrazione demografica della nazione sarda è nel Cagliaritano, in base a quale logica nella sistema Sassari? La logica della spartizione. Il 50% del bilancio regionale dalla sanità, quindi c'è un bel po' di gruzzolo da gestire. E c'è poi l'anno, l'abbiamo pagato profumatamente il super manager per tagliare i nostri diritti, ma io non ho sentito contestazione da nessuna parte. Aspettiamo che lo faccia la destra opportunisticamente, ma non scherziamo. Quindi il problema del piano di riordino firmato da Savoiardo, ancora una volta in piemontese in Sardegna tagliare i diritti, questo piano di riordino è il piano della privatizzazione del primo diritto, del diritto inalienabile dei sardi ad essere curati gratuitamente. Noi non potremo pagarci le assicurazioni, perché la gente in Sardegna non sa come aprire il mese, non quando si dice non si sa come chiudere il mese, non si sa come aprirlo, per cui ci sarà un'aspettativa di vita che crollerà. È il problema della sanità. Questa cosa tremenda firmata dal centro-sinistra sovranista, che si sta ormai in aula per essere votata, sarà la grande vergogna della nostra storia, sarà la vergogna della sinistra, di tutti gli amichetti che hanno votato per la Slonica e che poi in cambio che cosa hanno avuto? Certo che hanno avuto delle cose, intanto siamo in casa, siamo tutti compagni e ci dobbiamo dire la verità. In cambio di che cosa la Slonica cade? Di un altro grosso serbatoio di finanziamenti da gestire al sud, che è l'area metropolitana, un carrozzone mafioso dove c'è quella che dovrebbe essere la nostra gente, la sinistra. Questo. Qualcuno dice ma perché? Ma io ho fatto le lotte contro e come hai votato per la Slonica? E non ho dovuto votare di sì. E allora te lo dico io perché? Perché in cambio quel pezzettino di sinistra parassitaria fuori dal PD ha avuto qualche premio, ha avuto qualche incarico all'interno ad esempio della SIRS, nomi e cognomi. Ecco perché siamo in ginocchio. E allora dico scusate,
ma con questa sinistra. Ma dove vogliamo andare? L'unico problema che può porsi questa sinistra per crescere in Sardegna e per essere in armonia con un popolo è che si introduca, che intercedi le lotte storiche di un popolo per la giustizia sociale, per la libertà e aggiungo per il diritto all'autodeterminazione del proprio destino, alla propria indipendenza qualora il popolo sardo lo desiderasse. L'indipendenza è un valore grande che va di pari passo con il valore della libertà, è sempre una definizione ottima. I problemi dello scontro che c'è tra il popolo sardo e lo Stato non è cosa di poco conto, però noi dobbiamo entrare lì a vedere questo scontro e la sinistra deve decidere da quale parte deve assolutamente mettersi. Quindi bisogna, scusatemi se io forse ho distratto un po' l'attenzione su un'esigenza nostra, della nostra identità. La sinistra deve essere fortemente identitaria, se no non ci sarà storia. E quando parlerà in Sardegna è come se parlasse per la Lombardia o per il Veneto. Non è così. La Sardegna è un'altra cosa e la Sardegna merita maggiore attenzione. Noi non possiamo permettere i grandi temi che ancora oggi il colonialismo 2.0 mira a distruggere il nostro territorio. Usi civici, quella stupidata della proposta di 23-24 campi da golf per avere poi mai sulle televisioni del Gennargenio, rigorosamente lungo le coste, 23 campi da golf. Che quando le misure minime sono 80 ettari, per dire, vuol dire occupazione delle coste sarde. Quindi dobbiamo smettere queste cose, parlarci chiaro e fare le battaglie giuste per proteggere e tutelare il territorio, perché non deve essere più consumato, basta col cemento. Avevamo fatto un calcolo approssimativo quando ero consigliere regionale sul costruito esistente in Sardegna, facendo un'ipotesi di equa distribuzione, spettavano nel 2012-2013 4 case a saldo, neonati compresi. Allora noi abbiamo necessità di cementificare ancora, e perché? Quindi basta accrociamento, basta tutti quei modelli di sviluppo che ci hanno rovinato la vita, piani di rinascita, dove la sinistra è stata, forse Maria Antonietta ha parlato di borghesia compradora. La classe politica sarda era quella borghesia compradora che mediava le peggiori nefandezze. Adesso dobbiamo dire basta quei modelli di sviluppo, perché l'unica cosa che si è sviluppata in questi decenni si chiama profitto per pochi. Quindi io quel termine di sviluppo non riesco più, mi è estraneo, non riesco più neanche a capire il senso vero di quel sviluppo, che non era assolutamente il nostro. Un appunto sulla sanità. Martedì con tutta probabilità si conclude questo lavoretto mostruoso sulla sanità, si voterà il piano di riordino della rete sarda, che vuol dire chiudere ospedali, chiudere i servizi essenziali. E non è possibile che il Presidente Pigliaro non abbia dati, che quando gli pongono le domande sulla base di quale logica mi chiude il centro nascite alla Maddalena, quantifichi con i numeri. No, perché le linee internazionali dicono che non nascono più di 1000 bambini, a parte 500, quindi non sapeva neanche quello. Ma qui i numeri in Sardegna hanno un valore totalmente diverso ai numeri che possono essere applicati in Lombardia. Lo spopolamento parla chiaro, non è che siamo spopolati e dobbiamo anche morire. I nostri comuni, su 377 comuni, in 304 i decessi superano le nascite. Quindi dobbiamo ripartire ragionando su questi come fenomeni. Auspico che martedì tutta quella sinistra che finge di essere critica con PD, giusto per popolarsi un po' di elettorato, esprima la sua volontà col voto. Se è contrario deve uscire. Se questo